Il Veneto produttivo scende in piazza per dire un chiaro sì contro la cultura del no. Si terrà sabato in piazza Bra alle 10:30 la manifestazione regionale in appoggio all'alta velocità. A promuoverla il Comitato per le Infrastrutture Veneto SITAV sulla scorta dell'esempio di Torino del mese scorso, dove a scendere in piazza sono stati circa 40.000 pro-TAV. Presente all'appuntamento veronese anche Mino Giachino, tra gli organizzatori della manifestazione torinese e promotore della petizione che ha raggiunto oltre 100.000 adesioni. Anche il Comitato Veneto ha allargato il suo bacino, coinvolgendo i cittadini con una petizione che punta alle 50.000 firme. L'obiettivo rimane condiviso ed è quello di creare un unico movimento nazionale per le infrastrutture. Non è una singola iniziativa veneta, anzi parte evidentemente dal Veneto, ma poi l'obiettivo è insieme al Veneto, insieme a Torino, insieme a Milano, insieme al nord Italia, insieme a tutta Italia, creare veramente un movimento importante dove al centro ci sono le infrastrutture, lo sviluppo, la crescita. Lo sviluppo e il lavoro non nascono dal torpore, ne è certo il Comitato Veneto SITAV, ma anche le forze produttive regionali che hanno sposato la piazza SITAV di sabato. Una ventina tra associazioni di categoria come Apindustria e Confartigianato, Confagricoltura, Verona Network, ma anche sindacati come CISL e UIL. SITAV perché significa infrastrutture, significa posti di lavoro, significa non rimanere fuori.